Marino, segretario regionale della FIDIL. Siamo qui in manifestazione per dire basta ai tagli al trasporto pubblico locale di Venezia, basta incidere sull'integrativo dei lavoratori che hanno dato durante la pandemia e stanno ancora dando, rischiando anche la loro salute e la salute dei propri cari, garantendo il servizio. Vogliamo assolutamente che l'azienda, la CTV, AVM e Vela ritirino immediatamente la disdetta e si apra contestualmente un tavolo istituzionale per capire quale trasporto pubblico locale a Venezia e chi lo deve finanziare. La disdetta dei contratti integrativi? Sì. Perché siete qui, cosa chiedete e anche ipotesi sciopero a oltranza, cioè ipotesi a nuovi scioperi. Massimo un minuto. Dai, parti da me. Ah. Lascio la parola a Francesco. Buongiorno a tutti. Siamo in tanti. Sono 40 giorni che siamo in funzione. Parte dati aziendali hanno recuperato 22 milioni di euro con cassa integrazione, tagli al servizio. Ricordiamoci che i lavoratori a tempo determinato non certo con il lavoro, perché lo ricordiamo. E soprattutto teniamo le mascherine. Mi raccomando. Allora adesso diamo la parola ai rappresentanti. Compatti